Vini Sappada, new entry nel Friuli Venezia Giulia tra i poliscistici e anche premiata dagli impianti. Finalmente, dico io, è stata una trattativa lunga, faticosa, ma alla fine il buonsenso è prevalso da parte di tutti. Quindi io felicemente annuncio che insomma Sappada è la sesta perla dei poliscistici della nostra regione. Una città meravigliosa, una località meravigliosa, dove la regione punta ad investire diverse risorse per ammodernare, per rendere più funzionali gli importanti impianti presenti, ma non solo. Si dovrà anche ragionare in termini infrastrutturali, strutture ricettive, insomma, per rendere davvero questa sesta perla un polo attrattivo importante per la nostra regione. Il turismo regionale sposa anche lo sport dello sci alpino. Ma avevamo due testimonial d'eccellenza oggi alla conferenza stampa. Sì, io vado sostenendo da tempi, se tu hai la fortuna di avere in regione dei campioni che hanno vinto mondiali, che hanno vinto Olimpiadi, io penso che possano rappresentare ed essere gli ambasciatori della nostra meravigliosa regione. Si lo fa nell'assessore allo sport del comune di Sappada, che è una terra di campioni. Sì, diciamo che siamo partiti con questa nuova avventura, il mio assessorato non poteva essere che quello. Adesso come sport Sappada abbiamo diversi progetti sul tavolo, non per ultimo quello che è stato menzionato prima, gli EIOF che sono il 2023, che sono le Olimpiadi giovanili, dove Sappada ospiterà la parte dello sci nordico, quindi c'è un bel lavoro da fare, come ha detto il project manager prima, Maurizio Unhofer, solamente facendo squadra con le varie comunità, con tutta la parte sportiva, tutta la parte politica, si riuscirà a portare a casa un bel evento. L'elicottero Sappada terra di campioni cosa offre a chi vuole fare gli sport invernali? Ma direi che la proposta è estremamente diversificata. Ovviamente ci sono gli impianti di risalita che offrono anche la possibilità agli agonisti di affrontare le discese in mezzo ai pali, ma anche delle piacevoli discese in tranquillità. La stessa cosa vale per quanto riguarda lo sci di fondo. La pista ospiterà anche a brevissimo le Olimpiadi europee giovanili, ma anche delle lunghe passeggiate o sciate immersi nella natura, per parlare degli sport principali, ma a questo si può collegare sicuramente anche le uscite con le ciaspe piuttosto che lo sci alpinismo, non ultimo anche il grande divertimento del parco di Nevelandia, che è uno dei più grandi d'Italia, per cui ce n'è per tutte le sorti.